Si è svolta nel suggestivo scenario del Teatro dell'Efebo la giornata del medico e dell'odontoiatra, organizzata dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, l'Omiceo di Agrigento, presieduto dal dottore Santo Pitruzzella, che ha visto protagonisti i medici neolaureati e quelli che hanno compiuto 50 anni di iscrizione all'Ordine, alla presenza di una sala gremita di autorità cittadine e di pubblico. Durante la serata, per la regia amichevole di Franco Capitano, condotta da Simona Carisi e Totono Cerabracco, intervallata da momenti musicali a cura di Federica Rotulo, Tom Sinatra, trio scirocco e monologo di Paolo Macedonio. Nel corso dell'evento anche la tavola rotonda sul tema intelligenza artificiale, software generativi, algocrazia, algoretica sono termini con cui dovremmo familiarizzare. Oggi è un giorno importante per la sanità agrigentina, per i colleghi, per tutti noi, perché ci sarà il giuramento dei giovani iscritti al nostro albo dei medici e degli odontoiatri e sarà l'ingresso ufficiale nella vita da professionisti della medicina, che saranno coloro i quali assicureranno la salvaguardia della nostra salute per tanti e tanti anni. E la cosa più importante è che accanto a loro ci saranno i colleghi che compiono 50 anni di laurea, che tanto hanno dato in termini di qualità e di quantità e che sicuramente hanno contribuito a fare grande la sanità agrigentina. Ecco, è un passaggio di testimone che i meno giovani faranno ai più giovani, dove trasmetteranno esperienza, etica, rapporto medico-paziente, tutti questi fattori che sono importanti ed altri per quanto riguarda la nostra professione. Come è cambiato negli anni il lavoro del medico? Il lavoro del medico è cambiato perché è cambiato il mondo. Siamo partiti dalle scritture a mano al computer, siamo passati all'intelligenza artificiale. Quindi io sono partito nel 75, quindi l'anno prossimo compirò 50 anni di laurea, quando si scriveva tutto a mano. Nel 91 ho cominciato a usare il computer, oggi l'intelligenza artificiale ha fatto passi da giganti. È cambiato anche il rapporto allora non esistevano i social media, non esistevano WhatsApp, non esisteva la mail, e il rapporto era solo personale, fisico, permettetemi. Oggi c'è anche questo rapporto bellissimo medico-paziente fisico, ma credo che si sia un poco diradato. E alla luce di queste novità tecnologiche e sull'intelligenza artificiale in particolare, speriamo che riusciamo sempre a governarla e a non subirla. Senti, anche una tavola rotonda questa sera? E la tavola rotonda si parlerà appunto di intelligenza artificiale, si parlerà dell'etica, abbiamo Don Angelo Chillura presente, saranno tanti altri risvolti esaminati e ripeto, ci ha colti di sorpresa l'intelligenza artificiale e quindi stiamo assistendo, permettetemi, un uomo che si va avvicinando alla macchina e la macchina che si va umanizzando. Ecco, abbiamo questo, però questo mi può preoccupare da un lato, dall'altro sono fiducioso e tranquillo e traggo questa fiducia dalla riflessione che ha fatto il professore Pizzichini, un teologo, ingegnere aerospaziale, quando è stato il 9 marzo, voi eravate presente alla Lucchesiana, quando ha concluso dicendo: con l'intelligenza artificiale tutte queste cose danno le risposte ma non fanno le domande, sono qualcosa ma non qualcuno. Questa giornata è una giornata importante perché entrare in maniera ufficiale nel mondo della professione e giurarne fedeltà nel gestirla e professarla facendo riferimento ai canoni della deontologia, della correttezza professionale, del rispetto della salute del paziente, che è il bene supremo che a noi viene affidato, perché in quanto medici, e nel caso nostro medici odontoiatri, abbiamo l'onore e la responsabilità di gestire la salute orale
dei nostri pazienti. Ma è una giornata importante perché giurare significa dare un atto di fedeltà eterna e che sarà la condizione che caratterizzerà tutta la nostra attività futura come professionisti. Noi come odontoiatri siamo, tra virgolette, una professione ancora giovane, perché quest'anno si realizzano i primi 40 anni dei laureati in odontoiatria, quindi ancora noi non abbiamo la fortuna, la gioia e l'onore di poter festeggiare i nostri colleghi nel 50° anno di laurea, quindi dobbiamo attendere un pochettino. Però la nostra professione la professione odontoiatrica ha raggiunto livelli di grande eccellenza e possiamo con orgoglio dire ai nostri giovani che oggi entrano nell'ordine professionale di essere protagonisti di un'odontoiatria che è la migliore a livello mondiale. L'odontoiatria italiana è un'odontoiatria di eccellenza e anche i giovani oggi iniziano l'attività professionale con grande competenza. Questo è il messaggio che deve arrivare a tutti i cittadini, ecco, affidarsi con fiducia anche ai giovani odontoiatri, perché sono tutti giovani esperti, qualificati e che oggi, grazie ad una formazione continua in medicina, garantiscono a tutti noi un costante aggiornamento su quelle che sono le innovazioni. Si parlava poc'anzi di un mondo che cambia con un'intelligenza artificiale, con dei programmi che sono al servizio e che devono essere al servizio nostro, di noi professionisti, non temendoli, perché devono essere quella estensione di una intelligenza, di una mente incarnata che vede negli strumenti complementari alla nostra attività un arricchimento delle potenzialità che noi possiamo offrire a livello diagnostico e curativo ai nostri pazienti. Grazie. Allora, io sicuramente festeggio i 50 anni di attività per una questione anagrafica. È una giornata un po' particolare perché c'è un miscuglio di sentimenti in questo momento. Da un lato c'è la gioia di festeggiare non solo chi ha fatto 50 anni di laurea e di incontrare amici con cui hai percorso una vita di studio e di colleganza. Dall'altro c'è un altro sentimento che è un poco contrapposto, che è un po' il ricordo che porta un po' anche alla malinconia, che ti fa ripercorrere un poco la data di partenza di questo viaggio, che è stato un viaggio meraviglioso e che è molto limitrofo anche a delle considerazioni su quello che avresti potuto fare di meglio nella tua attività professionale e di quel poco che hai fatto di buono. Sicuramente in questo momento la considerazione maggiore io ce l'ho per questi giovani colleghi e io avrei tanto voluto essere dalla loro parte in questo momento, perché hanno una vita per impostare una professione che è una professione tra le più belle che ci siano, probabilmente anche perché è l'unica che io ho fatta e quindi è l'unica che io conosco. Una professione che mi porterà sempre nel futuro a sperare di poter dare un'occhiata a quello che succederà tra 50 anni, per vedere quello che la medicina tra 50 anni darà. È una bella festa, un cambio generazionale, arrivano i nuovi e usciamo noi più anziani e ci fanno questa bella festa, questo regalo, questo omaggio. Sono sicuramente riconoscente all'ordine e ai ragazzi nuovi che entrano. Che consiglio dare ai ragazzi giovani, ai medici giovani? Il consiglio che secondo me è ovvio, di impegnarsi a curare gli ammalati con professionalità e con empatia. Quindi anche quest'anno il comitato organizzativo dell'Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri della provincia di Agrigento, costituito dal dottore Gerardo Longi, dal dottore Salvatore Casacaro, Melo Graceffa e dal sottoscritto, anche con l'aiuto enorme del grande nostro presidente Santino Petruzzella, ha organizzato questo evento che oramai è una tradizione, in questa splendida cornice del Teatro dell'Efebo, cerimonia che vede la premiazione dei colleghi che compiono i 50 anni di laurea e di iscrizione all'Ordine dei Medici e dall'altro verso i nuovi colleghi che si sono iscritti, che sono laureati iscritti quest'anno all'Ordine dei Medici. È una forma di staffetta virtuale, è come un passaggio di consegne dai senior che hanno esercitato la loro attività onorando l'arte medica per 50 anni e i giovani medici o odontoiatri che si affacciano alla professione. Quindi è una cerimonia che prevede anche una tavola rotonda molto interessante a cui parteciperanno i
componente della Federazione Nazionale dell'Ordine, che affronterà i temi dell'intelligenza artificiale in medicina. Ci sarà anche un intrattenimento artistico e musicale, quindi non ci resta che augurare ai senior un Ad Maiora e ai nuovi colleghi medici odontoiatri un in bocca al lupo, quindi auguri per tutti. Con quale spirito affronta questo momento l'approccio alla professione? Beh, sicuramente questa è un'occasione in cui abbiamo modo di conoscere, anche di conoscerci tra di noi, soprattutto, cioè io non ho studiato neanche qui, quindi di incontrare altri giovani medici, e quindi è sicuramente una bella occasione questa. Perché hai scelto questa professione? Sicuramente la voglia di aiutare gli altri è quello che mi ha guidato e mi ha spinto in questo cammino abbastanza difficile, però che è appena iniziato, quindi speriamo di poter continuare con lo stesso spirito di quello che è di sempre. Allora, io sono un odontoiatra e ho scelto questa professione perché sin da piccolo mio padre mi portava a casa questi modellini in gesso su cui io giocavo spesso con i denti, e quindi diciamo che la passione mi è sempre nata da bambino ed è sempre quello che ho voluto fare. L'occasione è veramente magnifica, nel senso l'atmosfera è magnifica e non mi aspettavo in realtà un'accoglienza del genere ed è tutto molto, diciamo, emozionante. Come vedi, cosa ti aspetti dal tuo futuro professionale? Ma intanto mi aspetto di dare aiuto ai miei pazienti e colmare, diciamo, le loro sia paure a livello odontoiatrico sia le loro problematiche, quindi il bene sicuramente, cioè, quello che si vuole è quello di procurare del bene alle persone e quindi ai pazienti, perché è di questo di cui noi dobbiamo occuparci principalmente. Dottore Capitano, lei è alla regia di questa bella serata organizzata dall'Ordine dei Medici? Sì, e alla seconda io dico amichevole regia perché la prima è stata quella al Teatro Pirandello dello scorso 20 novembre. Siamo tutti qua riuniti in questo bel teatro, in questa bella location dell'Efebo Toro. Premieremo come ogni anno i medici più senior che hanno già compiuto 50 anni di attività, e la cosa ancora più interessante è anche per quello di premiare i giovani medici, perché sappiamo quanti medici ci mancano in giro, e quindi avremo stasera il giuramento di Ippocrate da parte di 75 neoiscritti. I momenti di intrattenimento abbiamo scelto attori di Made in Agrigento e sono una violinista che è Federica Rottolo, giovanissima, si deve laureare in medicina a breve, e poi avremo Paolo Macedonio, che voi tutti conoscete e che fa servizio sempre su Rai Roma, e poi il grande Tommy Sinatra, che ci fa onore in tutta l'Italia e in tutto il mondo. Io sono ben felice di averli stasera qua e speriamo che tutto si svolga come è giusto che sia.